Siamo qui con Mister Pardo, partita oserei dire pazza, un back and forth come direbbero in Inghilterra, Mhm. e siete stati ripresi all'ultimo secondo. Quali sono le tue sensazioni in merito alla partita? Ma un pareggio brutto, fare questo pareggio all'ultimo secondo della partita, un tiro che non ho guardato molto, ma un po' di fortuna. È brutto per noi. Credo che abbiamo fatto una partita bene, sicuramente in alcuna situazione difensivamente soprattutto è entrato un po' affrettato e non abbiamo stato del tutto bene, ma credo che in situazioni e soprattutto offensivamente abbiamo il controllo della partita. Ma questo è lo che passa all'inizio della partita, ci ha fatto credo 3 occasioni chiarissime a porta e questo quando passa e non si fa gol, questo è un problema, i ragazzi se lo dico. Il Montecchi è una squadra forte, credo che con Del Santo e dopo, oggi non è stato Adrià, ma dopo quando arriva Adrià va a essere una squadra più forte, lo sappiamo che andare a qui a giocare, sono una squadra dura, van forte e si è guardato questo, una partita dura e anche bella. E dopo stiamo un po' tristes, ma è un pareggio, dobbiamo stare forte per la prossima partita domenica. Dal punto di vista disciplinare abbiamo visto un Correggio che ha commesso 16 falli. Mm. È una cosa su cui secondo te bisogna lavorare o invece soltanto insomma, è la partita che si è indirizzata in questo senso? Va- L'arbitro che secondo te poteva va- fischiare meno, cosa è stato secondo te? Guarda, l'arbitro può essere che, bueno, sicuro che in alcune occasioni non è stato bene, questo sicuro, ma questo ha passato credo in 3 o 4 occasioni questo anno e quando fai 16 falli è un problema e lo sappiamo perché quando si è arrivato a questo falli e ha passato, credo che con il Seregno abbiamo fatto una sconfitta e andiamo arrivato a 16 falli e ancora quando si arriva a questo falli è un problema perché non si può fare tanti falli, dai un'opportunità al rivale di fare punizione e lo sappiamo che questo non sta bene e dobbiamo migliorare perché questo ha passato a troppe occasioni questo anno. Ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao ciao.